Un cordiale saluto a voi tutti amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. Per quanto riguarda il tempo del weekend pasquale iniziamo con una mappa al suolo previsto per domenica che ci fa vedere quel lungo fronte che si estende dal nord Europa e si avvicina all'Italia, poi scende verso la Spagna. Si tratta di un fronte collegato quindi ad una perturbazione che potrebbe arrecare qualche disturbo, ma andiamo con ordine. Iniziamo con la giornata di sabato dicendo che ci sarà un bel sole su tutto il territorio, appena qualche nuvoletta sui monti, sui settori più orientali, temperature calde durante il giorno che potranno raggiungere valori attorno anche ai 18 gradi in pianura. Per quanto riguarda la giornata di Pasqua non prendiamo paura, si tratta di nubi che arriveranno nel corso della giornata che solo nella serata daranno origine a delle precipitazioni al più moderate che interesseranno tutto il territorio, che dureranno durante la notte, neve attorno ai 1400-1600 metri. Per quanto riguarda Pasquetta ci saranno delle schiarite al mattino, ma sembra probabile nel corso del tardo pomeriggio altra forma di variabilità che interesserà appunto la Pasquetta. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana e colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua, e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.